Dottore Martorana, quali sono le ultime novità sulla diagnosi e il trattamento del glaucoma? Il glaucoma è una malattia molto frequente, il 5% della popolazione che supera i 60 anni è affetta da glaucoma, quindi è una malattia, visto l'invecchiamento della popolazione, che è in forte aumento. Ci sono delle grosse novità per quanto riguarda sia la diagnosi che la terapia del glaucoma, nel senso che adesso si è capito bene che la pressione intraoculare è solo un fattore di rischio per la malattia. Quello che bisogna invece valutare bene è la situazione del campo visivo e delle fibre nervose, che sono due aspetti che in passato erano trascurate e che oggi invece vengono studiate per poter arrivare alla diagnosi di glaucoma e per seguire anche la progressione della malattia. Per quanto riguarda il trattamento, è stato introdotto un laser che consente di effettuare una trabeculoplastica selettiva, e a livello mondiale questa sostituisce ormai la terapia medica. Negli Stati Uniti la prima linea di terapia è il laser e non più le gocce che vengono utilizzate. Ci sono anche degli interventi che consentono di regolare la pressione intraoculare e che non sono aggressivi e invasivi come i vecchi interventi. Parliamo dei mini invasive glaucoma surgery. Queste sono delle chirurgie che al San Giovanni di Dio e al Giovanni Paolo II di Sciacca vengono abitualmente eseguite da me e dalla mia equipe, e sono degli interventi che consentono di ottenere un controllo pressorio assolutamente adeguato nella maggior parte dei pazienti che hanno un glaucoma lieve o medio. Quindi ci sono delle novità molto importanti che ci consentiranno in futuro di poter gestire questi pazienti, evitando quello che era appunto la perdita del visus e del campo visivo, che era la seconda causa di cecità a livello mondiale. Un confronto dibattito sul glaucoma, diagnosi e terapie, l'importanza di questo evento all'ospedale di Agrigento. Abbiamo voluto fortemente questo evento di oggi e abbiamo deciso di parlare di glaucoma proprio perché è fondamentale la diagnosi precoce del glaucoma. Il glaucoma purtroppo è una patologia che molto spesso non dà sintomi e quindi il paziente non sa di avere il glaucoma. E quindi per diagnosticarlo è fondamentale fare una visita oculistica e misurare il tono oculare, la pressione oculare. Ecco perché molti pazienti, non facendo le visite oculistiche, si presentano alla nostra osservazione con una patologia molto avanzata e con un danno visivo abbastanza rilevante. Ecco, questo evento serve proprio a far sì che il paziente possa capire l'importanza della diagnosi precoce e delle visite oculistiche periodiche. Dottore Nicoletti, cos'è la chirurgia filtrante? La chirurgia filtrante è una chirurgia del glaucoma che permette di creare uno shunt, cioè un passaggio dell'umore acqueo dalla camera anteriore a uno spazio che normalmente è visto a livello dello spazio sottocongiuntivale. È una chirurgia protetta perché per creare questa fistola, viene creato prima uno sportello sclerale, e questo garantisce un risultato di riduzione della pressione in pazienti glaucomatosi che altrimenti con terapie mediche non potrebbero raggiungere il target pressorio che gli consente di conservare una buona funzione visiva e un buon campo visivo. Dottoressa Barbara Tosto, come sono classificati i glaucoma? Il glaucoma è classificato in glaucoma ad angolo aperto e glaucoma ad angolo chiuso. Nell'ambito del glaucoma ad angolo aperto riconosciamo un glaucoma primario e glaucoma secondario. Il glaucoma primario ad angolo aperto rappresenta la maggior parte dei glaucomi presenti, e poi il glaucoma ad angolo chiuso viene classificato invece in primario con blocco pupillare e senza blocco pupillare, così come anche il glaucoma secondario ad angolo chiuso può essere classificato con meccanismo blocco pupillare o senza blocco pupillare.